Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di giovedì 8 marzo 2018. Apriamo con una buona notizia perché i numeri del turismo nella nostra regione fanno registrare 8.700.000 presenze nel 2017, con oltre 1,5 milioni di turisti austriaci. 8.729.115 presenze di turisti in Friuli Venezia Giulia nel 2017, 433.819 in più rispetto all'anno precedente, con un maggiore incremento degli ospiti provenienti dai paesi esteri del più 7% rispetto al più 3% dei turisti connazionali e un ruolo leader tra gli stranieri per gli austriaci, con 1.581.196 presenze e un più 6,7%. I tedeschi con 1.173.174 presenze fanno registrare un più 7,3% e i cechi con 245.688 ingressi un più 16,9% di incremento. L'incremento percentuale più spiccato è stato segnalato dai russi con un più 18,9% di presenze. Sono i grandi numeri che fotografano il turismo in Friuli Venezia Giulia nel 2017, numeri illustrati all'aeroporto di Trieste di Ronchi dei Legionari dal vicepresidente della regione Sergio Borzolendo, insieme al direttore generale di Promoturismo FVG Marco Tullio Petrangelo e al direttore marketing della controllata regionale Bruno Bertero. I posti letto occupati dagli ospiti del Friuli Venezia Giulia nelle diverse tipologie ricettive sono stati nel 2017 117.890. Tutti i 9 ambiti del turismo regionale, raggruppati statisticamente in 3 macroambiti, chiudono l'anno passato con un segno più. La montagna cresce del 7,1% nelle presenze, il mare e le città storiche registrano un incremento di presenze del 5,2%, mentre gli ambiti cittadini e le altre aree vedono lievitare le presenze turistiche del 4,7%. Tra gli ospiti connazionali si conferma il primato della Lombardia con 822.391 presenze e un incremento del 4,3% davanti agli abitanti del Friuli Venezia Giulia stesso che fanno registrare 742.365 presenze e ai veneti con 740.332 ingressi. Il maggiore incremento riguarda i turisti provenienti dalla Basilicata, con un 56,3% nelle presenze, seguiti dai pugliesi con un più 18,7% e gli umbri con un più 17,6%. Il turismo cresce in ogni tipo di struttura. Presenze a più 1% per alberghi diffusi, residenze turistiche alberghiere, B&B, affittacamere, agriturismo e strutture a carattere sociale e rifugi, e con un più 9,8% per campeggi e villaggi turistici. Aumentano anche le presenze del 4,8% in case ed appartamenti per vacanze. Per quanto riguarda la montagna c'è un incremento del 7,1%. La maggior crescita delle presenze si registra nell'area Piancavallo e Dolomiti Friulane, con un più 15,6%, seguite da Carnia con un 5,7%, nel gruppo Mare e Città Storiche aumento a doppia cifra per Grado, Aquileia e Palmanova con un più 10,7%, mentre per quanto concerne le principali località balneari le presenze a Grado segnano un più 10,1% e un più 2,5% a Lignano. Entro il macroambito delle città, Pordenone totalizza un più 9,9%, Udine 8,2%, Trieste un più 4,1% e Gorizia un meno 4,5%. Ma quest'ultimo dato è negativo a causa del mancato trasferimento del conteggio presenze-arrivi da parte di un Grand Hotel. A proposito di turismo, sempre all'aeroporto di Trieste è stata presentata la relazione del lavoro svolto da Promoturismo FVG. Dagli infopoint agli ambasciatori blog, dalla FVG Card ai social, sono gli strumenti utilizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Promoturismo FVG per accrescere le presenze turistiche 2017 del più 5,2% su base tendenziale. E l'aeroporto regionale si candida sempre più al ruolo di infrastruttura chiave per alimentare il turismo, grazie al polo intermodale attivo a breve e di vetrina, grazie alla ristrutturazione degli spazi corredati da nuovi allestimenti grafici e multimediali approntati nei gate 8 e 9 presentati oggi.
Sono stati questi i temi del punto stampa indetto a Trieste Airport dal vicepresidente della regione Sergio Bolzonello con il direttore generale di marketing di Promoturismo FVG Marco Tullio Petrangelo e Bruno Bertero e con il presidente dell'aeroporto regionale Antonio Marano. Come ha riferito Bertero, gli infopoint del Promoturismo FVG hanno contato nel 2017 253.223 presenze fisiche, con punte record ad agosto e con maggior numero di ingressi ad Aquileia. La FVG Card ha registrato una crescita dagli 8.258 pezzi del 2016 per un controvalore di 136.778 euro ai 9.626 pezzi del 2017 con un controvalore di 160.570 euro. Il web ha avuto un ruolo chiave. Turismofvg.it ha fatto segnare una media giornaliera di 7.297 visitatori unici, con un più 3,6% rispetto al 2016, e ogni singolo post condiviso sui social ha registrato un valore economico medio di 1.642 euro, conseguito senza esborso pubblicitario. Accanto all'attività degli ambasciatori blog si è sviluppata l'attività dell'ufficio promotion e dell'ufficio stampa. Quest'ultimo ha accolto nel 2017 150 giornalisti nazionali ed internazionali e generato 3 milioni di euro di valore pubblicitario equivalente, raggiungendo 40 milioni di contatti potenziali. Bertero ha riferito, infine, i numeri della formazione, altro asset del piano strategico del turismo del Friuli Venezia Giulia. Le persone coinvolte sono state 1.500 per un totale di 650 ore di formazione. Presentato il piano d'azione regionale che punta agli acquisti green per l'innovazione e la sostenibilità ambientale nella pubblica amministrazione. Gli acquisti ecologici nella pubblica amministrazione, ovvero la pratica del Green Public Procurement, GPP, sono stati al centro del forum Acquistare Verde per l'innovazione e la sostenibilità ambientale, tenutosi nella sede della Regione a Trieste ed aperto dall'assessore all'ambiente Sara Vito, durante il quale è stato presentato il piano d'azione regionale per gli acquisti verdi, elaborato dalla Regione in collaborazione con la Fondazione Ecosistemi di Roma. Come evidenziato nel corso dell'evento, i GPP rappresentano un importante strumento per lo sviluppo sostenibile che consente di ridurre l'impatto ecologico della pubblica amministrazione. Attraverso la revisione delle metodologie d'acquisto è infatti possibile orientare le scelte verso prodotti e servizi che hanno un basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime alle fasi di fabbricazione, alla distribuzione, all'uso, fino al riciclo e allo smaltimento. Un attento ricorso a prodotti green permette infatti di migliorare le prestazioni ambientali degli enti pubblici, ma anche di spingere l'industria verso la produzione di beni ad alta sostenibilità ambientale, pur tenendo conto delle leggi di mercato e di introdurre comportamenti ecocompatibili nei consumatori. Attraverso gli acquisti pubblici è possibile dare un forte impulso alla diffusione delle tecnologie ambientali e all'affermazione di modelli di produzione e consumo capaci di garantire crescita economica e occupazionale nel rispetto degli ecosistemi, oltre che del benessere e della salute dei cittadini. Per la pubblica amministrazione, gli acquisti ecologici costituiscono un'opportunità per tenere il passo del cambiamento e occupare un ruolo centrale nel processo della green economy. Il piano d'azione regionale per gli acquisti green per il triennio 2018-2021 prevede tra i propri obiettivi specifici l'introduzione di criteri ambientali minimi negli acquisti, la diffusione del GPP in Friuli Venezia Giulia e il rafforzamento e l'estensione del campo di intervento ai settori strategici. In linea con quanto previsto dall'Unione Europea, gli acquisti effettuati dalla Regione devono quindi rispettare precisi criteri ecologici che mirano a limitare l'impatto ambientale, il consumo energetico e idrico, la produzione di rifiuti e le emissioni inquinanti. Vengono invece favoriti l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze meno pericolose per l'ambiente, ma anche il riuso e il riciclo di materiali e prodotti. Nel corso dell'incontro, l'ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edoardo Ronchi, è quindi intervenuto sul tema dell'economia circolare, evidenziando il peso delle politiche ambientali attuate dalle pubbliche amministrazioni in questo ambito. Nel corso dell'incontro, l'ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edoardo Ronchi, è quindi intervenuto sul tema dell'economia circolare, evidenziando il peso delle politiche ambientali attuate dalle pubbliche amministrazioni in questo ambito.
Ribadendo l'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione di un modello improntato al recupero e riutilizzo dei prodotti e dei materiali che li compongono, Ronchi ha precisato che l'Europa è fondamentalmente una regione manufatturiera e di conseguenza un uso poco efficiente delle risorse rappresenta una perdita di competitività. Infine, l'ex ministro ha confermato che è necessario incoraggiare i produttori a implementare lo sviluppo di prodotti adatti all'uso multiplo e che su questo processo la pubblica amministrazione, quale acquirente di alto profilo, può avere un ruolo Infine, l'ex ministro ha confermato che è necessario incoraggiare i produttori ad impedire lo sviluppo di prodotti adatti all'uso multiplo e che su questo processo la pubblica amministrazione, quale acquirente di alto profilo, può avere un ruolo rilevante. Assessore Vito, oggi si segna un altro passo importante, se ne è discusso questa mattina sugli acquisti verdi nella pubblica amministrazione. Sì, è vero, in questa legislatura abbiamo cercato veramente di fare in modo che il Friuli Venezia Giulia fosse un attore protagonista del cambiamento e della transizione da un'economia lineare alla cosiddetta economia circolare, cioè da un'economia sostanzialmente basata soltanto sullo sfruttamento delle materie prime a invece un'economia ben più sostenibile dove i temi del riciclo, del riuso, del riutilizzo, della prevenzione rispetto alla produzione dei rifiuti sono invece dei pilastri fondamentali. In questo percorso un aspetto importante è quello degli acquisti verdi, perché è un tema che mette la pubblica amministrazione profondamente in discussione, perché il tema del appunto acquisto sostenibile anche per la pubblica amministrazione è fondamentale per indirizzare poi gli operatori, le aziende verso l'offerta di servizi compatibili con queste esigenze. Oggi in Regione presentiamo il piano di azione per gli acquisti verdi che insieme alla Fondazione Ecosistemi di Roma abbiamo prodotto. È uno strumento nato dal lavoro della Regione, degli uffici regionali coinvolti, ma sarà messo a disposizione di tutti i comuni e la giornata di oggi è proprio per partire con la formazione. È chiaro che questo è un percorso che per essere virtuoso deve essere fatto assieme al territorio e il Friuli Venezia Giulia anche con la norma che il Consiglio regionale ha approvato alla fine dello scorso anno proprio in materia di economia circolare ha adesso tutti gli strumenti per riuscire veramente ad incidere, a dare delle risposte concrete anche su questo settore. Un settore nel quale ci possono essere anche ricadute positive per il territorio. Senza dubbio, perché stiamo parlando quindi di una dimensione assolutamente concreta, gli acquisti verdi, il tema dell'economia circolare è un'opportunità anche per le nostre aziende, è semplicemente un approccio diverso, più innovativo e più consapevole dei temi appunto dell'economia stessa. È necessario però che, visto che stiamo parlando di processi anche di cambiamento, anche culturali, che siano supportati dalla volontà della pubblica amministrazione di lavorare in questo senso e quindi anche con strumenti come appunto il piano di azione che abbiamo prodotto proprio chiari che aiutino in questa fase di grande cambiamento. Lo prevederemo nell'ambito poi delle fasi attuative del piano. Ricordo che abbiamo già tantissime linee contributive che vanno in questa direzione e che sono soprattutto dirette ai comuni, penso ai contributi per la realizzazione dei centri di riuso, al tema delle ecofeste, a tutta la lotta che stiamo facendo per contrastare la presenza dell'amianto, al tema dei rifiuti abbandonati e quindi alle linee contributive anche in favore di comuni e scuole per l'autocompost in loco. Quindi è un lavoro che è già supportato da delle azioni importanti che potranno essere implementate nel tempo. Stiamo cercando veramente di accompagnare, come dicevo prima, questo percorso di cambiamento. Non è mai facile perché si tratta di veramente ripensare un po' le scelte che la pubblica amministrazione fa. Però ricordo che i cosiddetti CAM, cioè i criteri per gli acquisti ambientali, sono nel nostro paese obbligatori, quindi una volta tanto anche all'interno dell'Europa l'Italia su questo fronte non è la Cenerentola, ma invece deve assolutamente avere un ruolo da protagonista. La Regione, in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, aderisce al progetto Green City Network. Il Friuli Venezia Giulia partecipa al Green City Network per puntare ad un concreto miglioramento in termini ambientali della qualità della vita nelle città, attraverso alcune linee guida da condividere tra Regione, comuni, ordini professionali e privati per promuovere attività di scambio e di supporto sul tema dello sviluppo urbano sostenibile.
Con queste parole è stato illustrato oggi a Trieste dall'assessore regionale all'ambiente ed energia Sara Vito l'accordo di collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presieduta da Edo Ronchi nell'ambito del progetto Green City Network, al quale, oltre al Friuli Venezia Giulia, aderisce anche la Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un percorso che si fonda in primo luogo su un preciso tipo di approccio da applicare alla gestione degli spazi urbani, basato sugli aspetti decisivi dell'elevata qualità ambientale, dell'efficienza e della circolarità delle risorse, nonché della mitigazione e dell'adattamento del cambiamento climatico. E proprio il rapporto tra la green economy e le città è stato al centro del manifesto La città futura, proposto da un gruppo di docenti di una ventina di università italiane ed estere lo scorso anno, nell'ambito delle iniziative degli Stati Generali e della green economy. In questo contesto, la stessa Commissione europea, sin dal 2010, ha adottato un approccio integrato alla green economy nell'assegnazione delle European Green Capital Award alle città del vecchio continente, con oltre 100.000 abitanti, selezionate sulla base di determinate tematiche qualificanti afferenti allo sviluppo sostenibile. Da rilevare, come sottolineato dal presidente Ronchi, che le città italiane in questa graduatoria coprivano sempre posizioni arretrate. Da qui la necessità di avviare delle azioni per invertire questa tendenza, individuando delle linee guida. Tra queste, innanzitutto quelle che perseguono l'obiettivo di assicurare un'alta qualità ambientale, puntando sulla qualità urbanistica e architettonica delle città, garantendo un'adeguata dotazione di infrastrutture verdi, assicurando una buona qualità dell'aria e rendendo più sostenibile la mobilità urbana. Un altro capitolo è quello relativo all'utilizzo delle risorse in modo efficiente e circolare. In questo caso le linee guida rispondono a diverse esigenze, tra le quali quelle di favorire i processi di rigenerazione urbana per fermare il consumo del suolo, di estendere la riqualificazione e il riuso del patrimonio esistente, di minimizzare la produzione dei rifiuti e massimizzare l'uso circolare delle risorse e di gestire l'acqua come risorsa strategica e limitata. Infine, c'è la parte relativa alle misure da adottare per poter contrastare il cambiamento climatico, quindi l'abbattimento delle emissioni di gas serra, la riduzione di consumi di energia, lo sviluppo e uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di misure per la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico. Sulla base di queste indicazioni, il Green City Network mira a mettere a disposizione una specie di cassetta degli attrezzi per realizzare interventi nelle città attraverso workshop, seminari e incontri pubblici, coinvolgendo esperti e imprese private. Fungere in pratica da riferimento di eccellenza in materia di Green City, offrendo contatti con università e centri di ricerca nazionali e internazionali. Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo aprile con la costituzione di un tavolo di lavoro a livello regionale a cui saranno chiamati a partecipare i comuni, gli ordini professionali e i privati per condividere le azioni, replicare le buone prassi e affrontare le problematiche legate alle adozioni di politiche di sviluppo ambientale. Assessore Vito, oggi la presentazione della sottoscrizione di questo importante accordo finalizzato proprio alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo della cultura ambientale nelle città. Sì, è con molto orgoglio che presentiamo questo accordo fatto tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, di cui è presidente Edo Ronchi. Insieme a noi c'è anche l'Emilia Romagna e quindi siamo due regioni capofila di un progetto assolutamente innovativo che punta a una riqualificazione urbana dei patrimoni immobiliari così importanti che abbiamo nel nostro paese. E la dimostrazione che la green economy non è un qualcosa di astratto, ma una dimensione assolutamente concreta, importante, che si traduce poi in progetti veramente di rilancio e di riqualificazione del territorio, che può tradursi quindi anche in ricadute occupazionali importanti, ma che soprattutto, avendo una visione completamente nuova e diversa rispetto al passato, punta proprio a migliorare anche quella che è la qualità della vita. Quindi questo è, penso, un impegno per il quale valga veramente la pena darsi da fare. Si parte da una base strutturata, il lavoro della Regione in questi 5 anni.
Sì, abbiamo fatto molto perché sono stati 5 anni veramente di grande impegno sui fronti ambientali. Avevamo trovato una regione che era oggettivamente fanalino di coda nel paese per le politiche attive dell'ambiente. Abbiamo invece cercato di farla diventare nuovamente attore protagonista, e l'azione di oggi è un esempio, ma potremmo citare tutto il lavoro per quanto riguarda i temi del rischio idrogeologico, le battaglie importanti che stiamo portando avanti per la bonifica dell'amianto, il tema della depurazione delle acque che vedrà a brevissimo l'inaugurazione del depuratore di Servola. Erano risposte che il territorio aspettava da decenni ed erano situazioni problematiche, ma perché bisognava proprio affrontarle con determinazione. Questi 5 anni penso che dei risultati siano arrivati, e penso che questo interessi ai cittadini, perché è chiaro che le risposte concrete sono solo quelle che possono risolvere i problemi. Presidente Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, la presentazione di questo progetto Green City Network. È l'idea di contribuire a far fare un salto in avanti di qualità ambientale alle città italiane, che negli ultimi decenni hanno perso un po' di posizione nelle graduatorie internazionali sulla qualità green, sia in Europa che nel mondo. E quindi, utilizzando le migliori esperienze europee, stiamo impostando con metodo partecipato, grazie a un accordo di collaborazione col Friuli Venezia Giulia e con l'Emilia Romagna, delle linee guida per migliorare la qualità green delle città. Lei ha fatto particolare riferimento alla particolarità delle città italiane, che devono sviluppare anche quello che è il valore architettonico e storico. Sì, sulle basi di questi indirizzi internazionali si articola in 3 obiettivi generali il Green City, il modello Green City: la qualità ambientale, l'uso efficiente e circolare delle risorse e politiche di mitigazione climatica. Nella qualità ambientale, per le città italiane è imprescindibile la qualità architettonica e urbanistica. Sono città che hanno un valore storico che poche altre città al mondo possono vantare, però è un valore che va tutelato e valorizzato. Proposta di legge sull'accessibilità degli spazi approvata all'unanimità dalla 4ª Commissione del Consiglio regionale. Accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, garantire a tutti pari condizioni nella loro fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno. Questo è il tema della proposta di legge numero 253, approvata all'unanimità dalla 4ª Commissione del Consiglio. Garantire la libertà di spostarsi in autonomia, è stato spiegato dal primo firmatario Moretti, è fondamentale ed è un diritto che dobbiamo impegnarci a garantire a tutti, senza limitazioni di alcun genere. Non solo la Regione e i Comuni, ma tutte le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di rendere completamente accessibili le proprie strutture. C'è una grande differenza, ha aggiunto Moretti, fra l'eliminazione delle barriere e la progettazione senza barriere. Progettare spazi e ambienti accessibili a tutti significa considerare sin dall'origine la diversità sociale delle persone. L'obiettivo che ci si prefigge è incominciare un percorso di lungo termine, marcando un deciso cambio di prospettiva nell'approccio della progettazione edilizia e urbanistica, con il preciso intento di orientarla verso il cosiddetto Universal Design, la progettazione di spazi interni ed esterni finalizzata a un'accessibilità e una fruibilità da parte di tutti nella misura più ampia possibile, che valorizzi le specificità di ognuno e affermi l'inclusione sociale. Inoltre, questa proposta di legge non mira a sostituire o modificare la disciplina vigente, intende invece integrarla e superarla, adottando la metodologia dello Universal Design come standard di qualità della progettazione. Le azioni previste sono volte ad imprimere un cambiamento nella cultura della progettazione, accompagnando tale processo con la formazione di professionisti e degli addetti del comparto edilizio urbanistico e realizzando parallelamente un progetto teso a coinvolgere tutto il territorio nazionale in concertazione con i comuni. A tal fine si ritiene indispensabile individuare un centro unico di riferimento regionale per lo svolgimento e il coordinamento delle attività. I suoi principali compiti riguarderanno la formazione, la consulenza tecnica gratuita alle amministrazioni pubbliche, l'individuazione di parametri omogenei di misurazione e classificazione dell'accessibilità e la predisposizione di linee guida rivolte ai comuni e ai soggetti che intendano aderire al progetto di mappatura dell'accessibilità. Il finanziamento previsto è di 150.000 euro da dividere nel triennio 2018-2020.
La Regione coordinerà il progetto di mappatura dell'accessibilità rivolta principalmente agli edifici pubblici e ai percorsi urbani ed extraurbani, da realizzare in concertazione con i comuni, dotandoli di linee guida e strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei rispetto alle barriere architettoniche esistenti. Si prevede inoltre l'adozione di un sistema di classificazione dell'accessibilità. 50.000 euro la spesa calcolata per il coordinamento regionale, 1.300.000 euro invece il contributo per la mappatura generale, di cui 300.000 per il 2018 e 500.000 tanto per il 2019 quanto per il 2020. Non da ultimo, nella norma è ripreso il concetto di accomodamento ragionevole, introdotto dalla Convenzione ONU, per i casi in cui l'accessibilità auspicata non sia conseguibile, e si richiamano i criteri generali di progettazione previsti dalla normativa statale che con questa legge si intende superare e che tuttavia rappresentano i criteri minimi di qualità della progettazione. Appoggio ai principi e alla finalità della legge è poi giunto da Colautti e Revelant. Corretto livello di normazione, così il commento dell'assessore Santoro, perché si è agito senza invadere campi nazionali, ma interpretando lo spirito di una progettazione universale, quale è l'Universal Design. Soddisfazione espressa dal consigliere regionale di Forza Italia Mara Piccin sull'impugnativa del governo alla norma regionale sui segretari comunali. L'impugnativa del governo è un atto doveroso nei confronti dell'operato scellerato della giunta Serracchiani, oramai allo sbando più totale. Questo l'attacco di Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, alla notizia del ricorso del Consiglio dei Ministri contro una norma regionale riguardante i segretari comunali. Prima delle elezioni, ricorda la consigliera pordenonese, sollecitata dai sindaci del territorio, avevo presentato un'interrogazione alla Giunta, alla quale non avevo ricevuto risposta, per capire le motivazioni sottese alla decisione del centrosinistra di inibire a tutti i segretari comunali dei piccoli comuni di continuare a svolgere le proprie funzioni. La previsione legislativa che alla conclusione della prima procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di dirigente con profilo amministrativo, i segretari comunali di fascia C, con titolarità per i comuni fino a 3.000 abitanti, non potranno più esercitare le funzioni che da anni pongono al servizio delle comunità locali, ha fatto strabuzzare gli occhi a tutto il gruppo di Forza Italia di Piazza Oberdan. La consigliera pordenonese conclude la sua nota affermando che il centrosinistra in regione ne sta combinando una dietro l'altra, e ora che il PD è in confusione c'è da aspettarsi altre norme censurabili dalla consulta da qui al 29 aprile. In arrivo 150.000 euro di contributi da destinare alle assunzioni in 21 comuni montani dell'Alta Carnia. Contributi e fondo perduto per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato in apprendistato professionalizzante per l'area interna dell'Alta Carnia, che coinvolge 21 comuni montani, e per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato a favore di donne con figli fino a 5 anni non compiuti. Sono queste alcune delle novità del 2018 in tema di agevolazioni a sostegno delle imprese, emerso durante l'incontro organizzato a Udine dall'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia Investimenti FVG, nella sede dell'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'appuntamento sono stati illustrati i principali strumenti regionali e nazionali per favorire gli investimenti, lo sviluppo e l'inserimento lavorativo. Fra le novità regionali, la linea dedicata a contributi a favore delle aziende e dei residenti nei 21 comuni dell'area interna dell'Alta Carnia, che interessa le filiere dell'agroalimentare, del settore foresta-legno e del turismo. La disponibilità a bilancio è di 150.000 euro a valere sul POR FSE. La linea sarà attivata con un bando in uscita ad aprile e prevede un contributo di 8.000 euro per le assunzioni di disoccupati a tempo indeterminato in apprendistato professionalizzante, mentre ammontano a 5.000 euro i contributi per le assunzioni di persone residenti nell'area dell'Alta Carnia a tempo determinato anche parziale di durata non inferiore a 6 mesi. È previsto invece un contributo pari a 10.000 euro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani mamme con almeno un figlio che non abbia ancora compiuto 5 anni. Inoltre è fissata una maggiorazione del contributo di 3.000 euro per la medesima assunzione nel caso in cui l'impresa disponga di almeno una delle tipologie di welfare aziendale come la flessibilità dell'orario oppure il nido aziendale o convenzionato. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo 31 ottobre.
A bilancio sono stanziati 500.000 euro e a oggi sono pervenute 6 domande con un impiego di spesa di 66.000 euro. Durante l'evento sono stati ricordati anche gli altri incentivi regionali per le assunzioni e le stabilizzazioni, fra cui quelli rivolti alle donne disoccupate, a persone in condizioni di svantaggio occupazionali, donne disoccupate over 50 e uomini disoccupati over 55 o persone in condizioni occupazionali precarie, donne e uomini over 50. I requisiti per poter beneficiare di questi incentivi sono l'aver prestato la propria opera negli ultimi 5 anni per non meno di 18 mesi. La domanda per la concessione degli incentivi deve essere presentata compilando l'apposito formulario online disponibile all'indirizzo web istanze-web.regione.fvg.it/FEGC e deve essere inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC entro il prossimo 30 settembre. Ad oggi sono state ricevute oltre 700 domande con un impiego di spesa di 2.200.000 euro. A bilancio sono state stanziate risorse pari a 3.500.000 euro che verranno implementate con ulteriori fondi. Agricoltori uniti per fondare l'Associazione Produttori Antichi Mais Friulani. Rosso di Aquileia, Socchievina, Resiano, Bianco Perla Friulano, Pignoletto, Dente di Cavallo e Cinquantino sono alcune delle antiche coltivazioni di mais a libera impollinazione che un gruppo di contadini custodi del Friuli Venezia Giulia continua a produrre in regime di certificazione biologica. In questi giorni una decina di agricoltori ha dato vita all'Associazione Produttori Antichi Mais Friulani, con lo scopo di dare impulso alla valorizzazione delle vecchie varietà che una recente ricerca del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Ateneo di Udine ha caratterizzato geneticamente. Negli anni, gli studi svolti in convenzione con ERSA, l'Agenzia per lo Sviluppo Rurale che raccoglie e conserva nella propria banca del germoplasma queste importanti sorgenti di agrobiodiversità, hanno dimostrato che sono varietà con valori nutritivi molto più alti rispetto agli ibridi, con maggiore adattabilità al territorio e che sono in grado di produrre farine di più elevata qualità. L'associazione, che ad oggi conta una decina di produttori, ma che ha già acquisito molte richieste di adesione tra una cinquantina di aziende coltivatrici in Friuli Venezia Giulia, si è presentata nella sede della Regione alla presenza dell'assessore alle risorse agricole Cristiano Sciaurli. La costituzione di questa rete, ha osservato l'assessore, è un'ottima notizia e la sua importanza dovrà essere difesa da quei detrattori che si faranno avanti per farci notare che tutelare questo genere di agricoltura è romantico, ma che i numeri e i fatturati stanno altrove. Per una regione piccola come la nostra, invece, questa è una scelta strategica non solo per motivi di tutela storica e identitaria, ma anche dal punto di vista economico, perché proprio a noi spetta, per essere competitivi, produrre ciò che altri non possono copiare. L'associazione, ha reso noto il suo presidente Giampaolo Kendi, sarà aperta anche ad altri titolari di mulini, panifici, pastifici, birrifici, alle botteghe artigiane, alle cooperative e ai consorzi che utilizzano antichi mais friulani e ai ristoratori. Kendi ha colto l'occasione per annunciare che l'associazione è entrata nella rete nazionale Slow Mais, che fa capo a Slow Food e si prefigge di valorizzare le piccole comunità del cibo italiane che continuano a produrre mais tradizionali legati alla loro cultura alimentare. Così, dopo Lombardia e Piemonte, il Friuli Venezia Giulia sarà tra le prime regioni ad aderire al movimento. La mostra Tesori e Imperatori, che verrà inaugurata sabato 10 marzo ad Aquileia, sarà presentata a Roma al MIBACT. 600 anni di storia sono raccolti nella mostra Tesori e Imperatori, lo splendore della Serbia romana, che verrà inaugurata sabato 10 marzo alle ore 18 nella sede di Palazzo Meizlik ad Aquileia e sarà visitabile fino al 3 giugno. L'esposizione, organizzata dalla Fondazione Aquileia, dal Museo Nazionale di Belgrado e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Aquileia e l'Associazione Nazionale per Aquileia, verrà illustrata alla stampa a Roma giovedì 8 marzo alle ore 11 nella sala del MIBACT. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Regione, il Presidente della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi Landi, il Direttore Cristiano Triussi, l'Ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia Goran Aleksic e lo storico dell'arte critico Claudio Strinati.
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia organizza per venerdì prossimo, 9 marzo, una giornata di studio per un approfondimento sulle soluzioni per la sostenibilità energetica e ambientale nelle aree portuali per un'azione pilota per il porto di Trieste. L'evento si terrà nella sala tessitori del Consiglio regionale di Piazza Oberdan 5 a Trieste con inizio alle ore 10. I lavori verranno introdotti da Franco Jacob, presidente del Consiglio regionale FVG. Seguiranno gli interventi del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sulle politiche di sostegno ambientale per il porto e la città di Trieste e del vicepresidente della quarta commissione del Consiglio regionale, Giuliano Lauri, che tratterà delle politiche regionali a favore della sostenibilità delle infrastrutture portuali. La giornata sarà quindi organizzata in blocchi tematici. Dati scientifici sull'inquinamento ambientale e prescrizioni per la sostenibilità nelle aree portuali, soluzioni ambientali, il punto di vista degli armatori, il progetto pilota per il porto di Trieste, buone pratiche e incentivi alla sostenibilità, argomenti ai quali porteranno il loro contributo esperti, operatori di settore, rappresentanti delle autorità portuali di sistema, del mondo universitario, scientifico e dei trasporti. Inaugurata in Piazza Vittoria, Gorizia in fiore e delizie di primavera, la mostra a mercato dedicata agli appassionati di giardinaggio e della natura. Piazza Vittoria si è vestita dei colori della primavera in occasione di Gorizia in fiore e delizie di primavera, la fiera a mercato dedicata al settore florivivaistico che dall'8 all'11 marzo animerà uno dei centri nevralgici della città con piante e fiori provenienti da tutta Italia. La manifestazione arriva a Gorizia per la quarta volta e vedrà la partecipazione di circa 20 espositori che proporranno piante grasse, primizie regionali, rose inglesi, alberi da frutta, camelli e molte altre novità, ma anche semi, terriccio, concimi e tutto l'occorrente per la semina e la cura delle piante che abbelliranno le terrazze e i giardini dei goriziani. La manifestazione, promossa da Asso Fiori Italia in coorganizzazione con il Comune di Gorizia, darà ampio spazio anche alle iniziative parallele che dalle 9 alle 20 di ogni giorno intratterranno i visitatori con dimostrazioni, incontri, consigli utili per la cura di piante e fiori e domenica 11 marzo dalle 10 alle 16 è previsto un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, è la terza edizione di questa manifestazione, un ringraziamento perciò a Rovinelli, alla società Flash che organizza questo, ma non soltanto questo, anche a Siflora, i rappresentanti comunque dei vivaisti che oggi sono qui presenti. E sono quelle iniziative queste che davvero ravvivano, e fosse un'iniziativa, abbiamo visto che ci sono una battuta che avevo fatto anche prima, è che quando ci sono i fiori, anche chi non ha intenzione di acquistare un fiore, comunque questa vivacità, questo contrasto cromatico induce proprio a fare una passeggiata, un po' come ad esempio in un giardino. Uno quando va in un giardino, grazie al cielo, fa la passeggiata senza intenzione di sradicare tutto ciò che vede intorno, perché c'è proprio il piacere di un'immersione nella natura. Questo è diversamente dai fiori recisi che tante volte possono suscitare anche tristezza perché sono condannati a sciupare nel volgere di poche ore o pochi giorni. Il passeggiare tra questo contrasto cromatico, tra tutti questi vasi, queste piante, è bello, c'è proprio la sensazione di un rapporto immediato, diretto con la natura, che non è soltanto una sensazione, per quanto l'ambiente sia naturale, perché abbiamo pietra, abbiamo case, abbiamo vie tutto intorno, è un rapporto davvero con la natura. E quando sostengo, perché così accade, che quando una persona dice io vengo, faccio una passeggiata solo per farla, in realtà certo fa la passeggiata ma poi acquista anche un vaso, perché portare a casa un vaso e portare a casa un pezzo di quello che i nostri nonni, bisnonni, trisnonni erano abituati ad avere. Una volta non si vive nei palazzi, si vive nelle case, perciò non le case, ma il fuori casa era l'orto, i fiori erano pieni di fiori, primi di natura. Oggi riusciamo a ritagliarci pezzettini di natura, perciò dei pezzettini di ciò che non c'è più così immediatamente fruibile grazie a questi fiori. Entrare io stesso a casa mia, io amo tantissimi fiori, mi piace entrare in una casa e vedere fiori colorati, vedere piante ed è bello, perciò certamente io sostengo sempre, cambiando ciò che va cambiato ovviamente, mutato mutandis, che i vasi sono un po' come gli animali, nel senso guai chi prende un animale sull'onda dell'emotività, magari della richiesta di un bambino, perché un animale va seguito, va curato, ma così sembra di no anche i fiori, i vasi,
c'è chi è più fortunato, come si dice, al pollice verde e perciò è più portato. Però la pianta è viva, non è può apparire un'ovvietà, per altri invece una cosa assurda. La pianta è davvero viva, ci sono tanti studi che sono stati fatti a proposito, e perciò il vedere una pianta che cresce ti dà soddisfazione, no? Rispetto a tante piante che magari sono mal tenute e che perciò patiscono subito dopo. Perciò il mio augurio, lunghissimo intervento, dopo questo lunghissimo intervento, è quello il mio auspicio che perciò tante persone possano venire qui a Gorizia a visitare questa mostra per il piacere di fare una passeggiata in questo parco. E poi, visto che ci siamo, se una persona ama i colori, ama la natura, ama i fiori, e in pochi minuti di macchina arriva al giardino Via Tori, che è stupendo, bellissimo, è un'immersione nella natura davvero è una cosa molto bella. E a questo punto, fatto 30, facciamo 31, facciamo anche una visita alla Villa Coronini, che è immersa in un parco stupendo, che peraltro in queste settimane è oggetto di riqualificazione, e approfittiamo ancora a visitare tante altre cose. Fra pochi giorni, ad esempio il 9 marzo, inaugureremo, cioè fra pochi giorni, oggi è l'8, domani il 9 marzo, alle 18 inaugureremo una bellissima mostra su Sissi, l'imperatrice, donna, la viaggiatrice Sissi, al Museo Santa Chiara. Perciò mi conto di vedervi tanti, numerosi, e di vedervi anche il prossimo anno, perché significa che naturalmente sarete rimasti soddisfatti dell'edizione di quest'anno. Ricordiamo che sarà inaugurata venerdì 9 marzo e durerà fino a domenica 17 giugno la mostra Elisabetta d'Austria, donna, imperatrice e viaggiatrice. Sarà visitabile il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, e la domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 al Museo di Santa Chiara in Corso Verdi 18 a Gorizia. Sabato 10 marzo alle ore 10 è stata organizzata una visita guidata al Parco della Pace del Monte Sabotino. Il ritrovo è previsto presso l'ex valico di Salcano e un'escursione di circa 2 ore e mezza al Parco della Pace, che è un museo transfrontaliero all'aperto tra Italia e Slovenia, sotto la guida di un esperto storico che ne illustrerà le vicende accadute nel parco durante la Prima Guerra Mondiale. Venerdì 9 marzo, nuvolosità variabile con qualche schiarita più probabile sulla costa, possibili locali nebbie di notte in pianura. La temperatura massima registrata sarà di 13 gradi e la minima di 6. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da est-sud-est. Sabato 10 marzo, cielo coperto con deboli piogge sparse diffuse dal pomeriggio sera. La temperatura massima sarà di 10 gradi e la minima di 7. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da sud-sud-est. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.